portare nuovamente il presepe anche in piazza San Marco all'ombra della basilica. Così come avviene per Roma, anche Venezia rappresenta un luogo simbolo della cristianità e merita, durante l'Avvento e le festività natalizie, di poter avere un suo presepio. A rinnovare l'invito in occasione del compleanno di Papa Francesco è stato il presidente dell'Associazione Culturale Venezia Libera, l'avvocato Francesco Mario Delia, che ha rivolto in una lettera un accorato appello al Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraia. Io da tempo vado dicendo e chiedo al Patriarca di Venezia che rifaccia e reinstalli come un tempo il presepe nella piazzetta dei Leoncini a fianco della Basilica di San Marco e di fronte la sua casa, il fabbricato del Patriarcato. In Laguna, in un passato abbastanza recente, c'era già questa consuetudine, poi interrotta per una serie di cause concomitanti che a più di qualcuno avevano lasciato l'amaro in bocca. Ripristinarla quest'anno, proprio in un momento buio e di pandemia, di difficoltà per molte famiglie, potrebbe avere un forte valore anche simbolico, di speranza, luce e calore, in una Venezia semideserta e senza turisti, un segno di comunità per i residenti. Un gruppo di cittadini è anche pronto a collaborare per l'allestimento. L'appello è lanciato.